Ma veramente? Ragazzi, è arrivato il Natale, il periodo dell'anno in cui si sta più tempo con i propri cari, in cui si scambia i regali, e quindi voglio innanzitutto farvi tanti auguri, spero possiate passare buone feste voi e la vostra famiglia. Voglio fare tanti auguri anche e soprattutto alle persone che in quest'ultimo periodo non se la stanno passando proprio bene. Un bacio va a chi non c'è più e voglio salutare un mio amico, un mio carissimo amico Enzo, che ci ha lasciato proprio nell'ultimo periodo. Ragazzi, questo è il nostro primo Natale insieme su questo canale, quindi ho deciso di regalarvi, anzi di regalarmi un Natale memorabile, e quindi volevo condividerlo come sempre con voi. Un Natale come piace a noi, insomma, e quindi... E wagyu! Ciao, benvenuti e bentornati sul canale Super Allan. Siamo qui oggi con un nuovo video e come avete visto dal titolo, dalla miniatura e capito dall'intro, oggi vi porto con me in questo shopping natalizio tutto tema Napoli. Un qualcosa che non esiste su YouTube, un qualcosa che voglio portarvi io, un qualcosa che mi serve pure perché ho visto il guardaroba e il lato Napoli è vacante. Sono proprio inguaiato. Tra i vari negozi fisici del Napoli che ci sono nella mia zona ho trovato quello di Portici, che qualcuno di voi ricorderà sicuramente, anche perché sono stato presente lì proprio all'inaugurazione di questo negozio. E allora voglio, prima di cominciare questo pazzo shopping natalizio napoletano, lasciate tanti bei mi piace e fatemi sapere qui sotto nei commenti quali regali di Natale avete ricevuto. Vi lascio un cuore perché sono curioso. E quindi voglio, non perdiamoci in altre chiacchiere, andiamo subito al negozio, pure perché non vedo l'ora. Voglio per sfizio, guardate a che ora sono sceso. Voglio stare da solo nel negozio, non voglio trovare nessuno. Voglio il negozio tutto per me. Quell'otto manco quarto, manco per gli ascoli, mi ci dava così a impresa. Voglio, comunque sto così tanto in hype. Ci sono arrivato pure prima che apra il negozio. Voglio, il negozio è quello là, Napoli Store Official Dealer su via Libertà. E vabbè, aspettiamo. A few moments later. Voglio, finalmente ci siamo, mamma mia, voglio, non vedo l'ora. Entriamo. Buongiorno. Buongiorno carissimo Giovanni, buongiorno. Tutto a posto, Raffaele? Tutto bene, tutto bene. Ragazzi, penso lo riconoscete, siamo venuti qua per l'inaugurazione. Certo. Io mi sono innamorato del negozio che adesso farò rivedere. Raffaele, tu oggi mi devi accontentare perché oggi voglio comprare tutto quello che mi piace del Napoli. Va bene, va Vi bene. voglio rifare il guardaroba da zero perché ovviamente avete tante cose anche come vestiti, insomma, come Certo, abbigliamento. certo, Adesso certo. vi faccio vedere un poco e poi cominciamo a misurare e comincio a comprare. Va bene, va bene. Voglio, facciamo un attimo una rapida visuale di tutto quello che è il negozio. Come vedete qui ci stanno tutte le maglie, qua ci stanno i palloni, qui ci sono i cappelli, qui ci sono le magliettine piccoline per i più piccoli, qua i completini, altri palloni, altri completini per i più piccoli che però per questo video oggi probabilmente non mi serviranno. Qui invece tutto il lato invernale, qui ci sono tanti pezzi ai quali sono interessato, poi dopo ne parliamo, altre felpe sopra, borsoni lì. Voglio, vi ho fatto vedere tutto ma non il pezzo forte. Guardate qui questa maglia dello scudetto con alcune firme sopra, un angolo spettacolare di questo negozio. Voglio, Non mi perdo in altre chiacchiere e cominciamo subito a vedere. La prima cosa, Raffaele, Sì. la prima cosa, io ti dico il Il maglioncino. maglioncino di Natale. Lo comincio subito Sì. a misurare. Va bene, va È bene. una delle cose che avevo subito visto pure sul sito del Napoli, perché Certo. comunque siamo a Natale. Certo. Maglioncino, misuriamo. Allora, Raffaele, cominciamo subito. Sì, questo è il maglioncino di Natale. Tra l'altro sta andando moltissimo, molto, spettacolo. molto bello. Misuriamo, vediamo come va. Misuro subito. Mamma mia, voglio, non vedevo l'ora, mi piace. Tra l'altro, notare campioni d'Italia. sempre, ricordiamolo, Perché siamo sempre campioni d'Italia. Vabbè, stiamo facendo pochi figuracci, purtroppo. Per sì. ora, però. Purtroppo sì. Torneremo. Purtroppo sì. Bello caldo, già si Sì, sente. certo, certo. Bellissimo. E questi giorni, già ve lo dico. Questa è la prima cosa che mi compro. io penso che è perfetto sia come lunghezza di maniche sia come proprio lunghezza del maglioncino. Pure su questo pantalone qua della tuta va bene. Primo pezzo acquistato, prezzo 70 euro già. perfetto. Il primo è andato. Andiamo avanti col secondo pezzo. Allora, Raffaele, abbiamo preso il primo pezzo Perfetto, di Natale. sì. Allora, per restare in tema freddo, perché fa freddo, Certo, io sì. andrei prima su una felpa adesso. Perfetto. Vediamo ti le faccio varie vedere felpe. I modelli di felpa di quest'anno sono due, guarda. Questa col blu, Ok. tessuto tecnico bellissima, col cappuccio ovviamente, e la stessa in colore bianco. Questa dovrebbe essere la tua taglia, quindi proviamo la XL. Ok. Qua. La misura. Questa pure è figa, vero, Molto, molto. Questo Bella. è uno dei pezzi più belli che ha fatto il Napoli quest'anno. Adesso me la chiudo un attimo. Raffaele, ma il Napoli quest'anno, devo dire la verità, ha fatto belle cose proprio, Pesante, ma allo stesso tempo, vedi. sì, è una cosa molto particolare. sì, Bello.
Raffaele, io prendo pure questa qua. Prendo pure questa perché mi piace, ma sta mi proprio attrae. bene. Il prezzo di questa? È di 120 euro. 120. 120. Ok. Ah, voglio poi all'improvviso faccio sto gesto con la mano, ma non so perché. Secondo me volevo dire, vabbè, torno più tardi quando faccio una cosa esorda. Mamma Carmena. Allora, secondo pezzo andato con la felpa, però adesso Raffaele ti dico, a me servirebbe anche qualche tuta proprio, Certo, qualche tuta del certo. Napoli. Fammi vedere quelle che c'hai. Allora abbiamo due versioni di tute, la tuta cotone, quella invernale, tutta blu, quindi giacca blu, pantalone blu, e un'altra versione bianca col pantalone blu. Poi abbiamo quella definita estiva, ma io la definisco 4 stagioni perché in realtà va bene per tutte le stagioni, che Ok. è quella in microfibra. Stesso discorso, sempre o tutta blu oppure con la variante bianca pantalone blu. Se vuoi sapere quale preferisco io, preferisco questa. Ok, allora misuriamo questa qua blu, vediamo. Allora io sono entrato un attimo nel camerino perché adesso c'è da misurare anche il pantalone di questa tuta. Misuro un attimo e vedo come mi sta. Però già così, vedendola e toccandola mi piace assai. Con quel Napoli veramente ha fatto belle cose quest'anno, già essere sincero. Allora mettiamo subito la tuta di sopra. Bel tessuto pure questa, mi piace assai. È bella. Mi sto guardando già allo specchio. È molto figa. Sto un po' bello, sto un po' forte. No, Wagyu comunque è troppo bella. Adesso ve la faccio vedere tutta quanta intera. Comunque veramente è troppo bella. Poi scende pure bene. Poi faccio vedere. Wagyu, eccomi qui. Ecco la felpa sopra come si presenta. Sotto, come vi dicevo, scende proprio bene. Fatemi sapere qui sotto nei commenti chi ce l'ha e soprattutto se vi piace. Io adesso vado da Raffaele e acquisto pure questa. Ve l'ho detto, mi devo fare il guardaroba da zero. Allora Raffaele, ho fatto bene a fidarmi del tuo consiglio perché veramente è bellissima, è Guardali, bellissima, mi guardali. sono innamorato. È stupenda. 35 signora, 35. Uccellino, 35. È bellissima veramente, ma poi è calda, è calda e mi piace come scende. Bellissima e ti sta bene bene bene. Pure con la scarpa rossa La sotto. scarpa rossa è perfetta. Natalizia. Grande, Caffè, grande. quanto costa? 170. 170, perfetto, prendiamo pure questa. sta, Abbiamo fatto tutto ci questo sta. cavolo, l'ho Ci detto. sta. Siamo già a 3 pezzi, io posso mettendo, Cioè, sto mettendo. stai esagerando. Sì, sto esagerando, non ho manco fatto ancora il conto, lo facciamo solo facciamo alla fine. lo facciamo. Ho vai. rimesso la mia felpa ed è un indizio perché abbiamo fatto felpa, abbiamo fatto Sì. tuta, vorrei qualcosa di caldo anche perché ti dico, io allo stadio ultimamente quando faccio pure le reaction non c'ho nulla che in pratica mi riscalda Perfetto. del Napoli, quindi ci starebbe proprio un bel giubbino. Va bene. Allora, i giubbini abbiamo 3 tipologie. Questo che secondo me è uno dei più belli che è Piumino. infatti secondo me è proprio caldissimo, tipo. Molto molto caldo. Poi abbiamo il soft shell, che è un giubbino insomma leggermente più leggero ma comunque pesante perché all'interno è comunque in pile, mentre fuori tessuto tecnico. Figo pure questo. Molto molto bello. E in ultimo abbiamo la giacca antivento e antipioggia pesante. Mamma mia, questo pure è caldissimo Questa dentro. all'interno è pile e fuori ovviamente è completamente impermeabile, quindi va benissimo per lo stadio. Ok, vorrei fare come prima. Quale dei 3 mi consigli? Ecco, Questo qua? sì. Il più caldo secondo te? Questo è il più bello. E misuriamo questo. Vediamo. Andiamo con questo. A posto, allora intanto ci ha raggiunto pure Ludovica. Ciao, buongiorno. A breve mi servirai tu. Per il momento però Raffaele mi ha fatto vedere il giubbino. Adesso vado a misurare. Mi serve per lo stadio, mi serve per le reaction, mi serve per tutto. Mi serve per riscaldarmi. Allora, deve essere caldo, Cioè si è caldo, poi vedi insomma non gonfia molto, quindi anche la vestibilità abbastanza slim. Sì, Raffaele ci sta. A parte che i consigli che mi stai dando tu oggi, sto volando. Grandi consigli di Raffaele. Allora, questo Raffaele quanto sta? 160. 160, aumenta la spesa. Allora Raffaele, questo qua mi piace, però per sfizio devo misurare pure l'antivento che mi hai fatto vedere prima. l'antivento di prima. Sì, sì, sì. Perfetto, Questo ecco qua, voglio. Pure lo vedo bello caldo. Che cazzo? Questo è buono quando raccoglie acqua. Sì, se veramente una bella compostare il gioco, È ottimo. ottimo, sì. Questo è Napoli Cremonese l'anno scorso in Coppa Italia. Si risulta pioggi, e uscimmo pure dalla Coppa Italia. Proprio come quest'anno, insomma. Raffaele, questo ti dico la verità, questo pure mi piace. Perché questo l'ho visto da qualcuno pure allo stadio. Questo secondo me pure è bello. Adesso vediamo. Molto valuta. Ci sta Tra pure le due questo. Valuta, insomma, è molto bello anche questo. Adesso scelgo quale giubbino, lo faccio sapere solo a fine video. Però voglio passare alla linea allenamento. Perfetto. Ci sta pure per fare qualche Certo, video al campo, certo. ci sta. Mi affido a Ludovica. Certo, alla grande A Ludovica. Ecco Abbiamo Ludovica. la linea allenamento, Sì. la felpa allenamento, però visto che hai preso tutti i giubbini volevo proporti la maglia allenamento. Ci sta, questa è figa proprio, diciamo. La XL. Sono venuto pure per questo, mi piace. Allora, misuriamo quest'altro pezzo, maglia allenamento, secondo me fighissima. Adesso vi faccio vedere addosso come sta, se ci piace la prendiamo.
top, voglio top. Sempre vista agli altri. Oggi ce l'ho pure io addosso, godo. Adesso la faccio vedere meglio, ma secondo me anche questa arriverà nel mio guardaroba. Voglio, guardate qua che spettacolo questa maglia, mamma mia, ma poi mi piace troppo questo dettaglio che c'è sopra le spalle. Mi piace anche la felpa, però come ha detto la ragazza Ludovica prima, ho preso già troppe felpe, già troppe cose, diciamo troppo invernali. Questo secondo me ci sta pure per fare qualche video un po' diverso, fare qualche storia un po' più figa, e quindi la prendiamo. Allora, vado anche per questa, la prendo. Sì, Vai. sì, grazie per il consiglio. Prego, per te. prego. Questa quanto viene? Questa viene 65. 60. Oh, pure le maglie d'allenamento il Napoli, però, Beh, considera che comunque è linea Armani, quindi... si fa tanto pagare questa Armani. Vabbè, io comunque mi sono messo da parte tanti soldi per un Natale tutto azzurro. Tutto azzurro. Ok, allora dopo però la maglia allenamento io andrei pure su una maglia da gioco. Allora io ho quella bianca di quest'anno e ho anche quella azzurra personalizzata mia. Quindi dobbiamo passare sulla nera. Passiamo alla terza maglia. Sì, perché questa non ce l'ho, questa qua. Questa pure è bella. Ho visto che ci sta pure quella là di Halloween, anche se comunque mo è passata. Non c'entra, però io ti direi più Questa qua è più bella. Ok, misuriamo pure questa qua. Allora, sincero, questa maglia qua, cioè è bella, mi piace. Non mi ci vedo troppo, perché è una maglia diversa dal solito. A parte, no, manco per la taglia e manco per i pantaloni sotto, perché voglio, guardate qua come me la sto misurando, con i pantaloni così che non c'entrano niente, pure con le scarpe. Non lo so, la prendo, non la prendo, ditemi voi, consigliatemi voi. Cioè, sta bene comunque. Poi devi considerare che le maglie di quest'anno sono tutte quante scudettate, quindi È un ricordo. hanno un valore Poi ha particolare. un valore in futuro. quindi sì, ma che ce ne fu? Ma che ce ne Andiamo fotte, anche vai. con questa però quando viene? Questa pure viene 130. 130. Mamma mia, un Napoli. Il Napoli, è una malattia. Allora, Ludo, ho preso quella là verde, Sì. che mi hai consigliato prima. Sì. Ho visto però che c'è anche quella là europea, anche se comunque in Europa non è che stiamo brillando, Non però... stiamo brillando, però la maglia brilla. Guarda qua, va. Brilla e come? Sì. Che taglia è come quella di prima? Questa sì, è una XL. La prendo direttamente. Vai, questa è tua. Allora, Ludo, facciamo un attimo un breve recap pure con la calcolatrice azzurra del Napoli, Del Napoli, perché sì. non vuole si senti male alla fine del video. Tutto quello che vedi a te Napoli. Mi sento male, Raffaele? Sì. Cosa ho preso? Cosa ho preso? Allora, Ludo ha preso maglia ufficiale 130. terza maglia ufficiale, Ok, più maglia euro, 145, 160 di piumino, felpa, più felpa 120, Mamma mia, Carma. più maglione maglioncino 70, Mamma mia. la maglia nostra allenamento grandissima maglia allenamento, 65, Perfetto. più la tuta la 170. grande tuta. Perfetto, ci siamo? sì, Mamma mia. basta così. Totale sono 8,60. No, non ci facci vedere, facci vedere. Ok, voglio, allora siamo arrivati a 8,60 come avete visto, un colpo al cuore, però come ho detto mi sono messo qualcosa da parte per regalarmi questa gioia finale tutta azzurra. Allora Ludo, adesso che abbiamo fatto praticamente qualsiasi cosa a livello di abbigliamento, mi servirebbe qualcosa di livello di accessori. accessori, Sì, fammi sì. vedere quello che c'hai. Io voglio consigliarti la pelletteria Castellano, che corrisponde e rappresenta tutti questi portafogli. Hanno anche i cappelli della linea Dios, cappelli Castellano sui 35, oppure qualche cappello scaldacollo. Qualcosa proprio per questo periodo. Ok, adesso do un'occhiata e vedo un attimo quello che può piacermi. Questa è tanta roba. Questo diciamo è da curva proprio. Va molto curvoso. Guarda i cappelli di lana come sono belli. Borselli. C'è Una vasta scelta. Ok, adesso vedo un po'. Anche perché voglio fare quest'ultimo 100 euro. Per favore non piangere. Per arrivare quasi a 1000 di accessori. Ti posso consigliare, visto che adesso sta chiaro, ti consiglio il bianco. Ci sta. Allora raga, misuro questo qua, il bianco. Vabbè, devo un attimo regolarlo. Dovresti stringerlo, sì, vabbè, anche però- se ti sta bene, lo vedo Che dici? abbastanza sì, Ci sta? sì, ci sta. Quanto è questo qua? Quanto Molto costa, avete detto? 25. Vabbè, ci sta. Un altro cappello, ragazzi, sta per Cappello arrivare. blu, linea Castellano. Vediamo questo. Non perché sono Che da- dici? Non mi guardo ancora. Questo Meglio l'altro? Sì, meglio l'altro. Secondo me meglio l'altro. Ti sta troppo un po', non so, Però mi me lo convince devo- di più l'altro. Me lo devo comunque stringere, cioè allargare questo qua. Vabbè, però No, ci non sta. sta male. Secondo me meglio l'altro. prendo Meglio la l'altro. linea Dios, sì. Se non stanno pure questi qua, ho visto mo. Bravo, pure questo è bello, è vero. Ok, vai. Questo pure per ricordo. Questo è un bel ricordo. Allora, pure questo bianco per matchare. Sì. Mi insegnate voi. Secondo me pure questo è bello, vero? Oh no, cioè è più bello di quello là C'è blu. anche la scritta EA7 Armani qui. Che ricamo stava facendo sperare un cuore nei soldi. Sì, Eh, è a sette. proprio lui, signore Armani. Saccerem, grande Armani. Va bene pure questo. Quanto costa questo? Questo 35
35. Ok, va bene pure quest'altro cappello, qualche altro accessorio. Per me questo 35. Invernale. Con i 3 scudetti Caldo, solo. con i 3 scudetti. Questa è una L, un po' grande. Però Non lo so con questo, come il sto. cappello ha la sua qualità. Tu sicuramente starai meglio, io... no, oddio, no, pensavo peggio, pensavo. Non sono solito Ragazzino, mettermelo. bellissimi, Però questo allo stellati. stadio, bello col caldo, con giubbina. Bene, Mi piace. A ragazzi. me piace questo qua blu che hai. Ok, Sta dai. benissimo. Prendiamo pure questo e... Allora, Raffaele, secondo me l'ultimo pezzo proprio... Io direi portafoglio, perché... un bel portafogli. Eh sì, ma sta rimanendo senza euro, diciamo, questo shopping. Quindi un Anche portafoglio... lo scudetto questo. Questo pure è bello. Secondo me forse più questo col tricolore. Beh, sì. Facciamo questo, dai, mi piace questo. Secondo me possiamo pure chiuderla qua perché sono rimasti senza Possiamo euro. chiudere? sì, il budget non credo che lo stai sfiorando. Abbiamo pure superato rispetto a quello che volevo Erano fare. 8,60. Sì, 8,60. Ora facciamo tutto un conto di cappelli. Allora, i due cappelli 25, 35 me li ricordo. Esatto. Più quello che ho addosso. 45 più Mamma. quello che hai a 35. Siamo a 1000. 1000 euro. 1000. No, non ci- aspetta, vediamo un attimo. 1000, tondi tu. Ma veramente? Caro Giovanni. No, ma che caro, L'hai Raffaele. misurato tutto Il negozio, Napoli è caro, noi. No, non è vero, non siamo cari, non c'è prodotto, è un prodotto di qualità, è giusto che Si paga. Ah, raga, come avete visto, alla fine ho scelto questo giubbino. Però fatemi sapere qui sotto nei commenti se pure questo vi piace. Caso mai passo a prenderlo. Beh, Ragazzi, il momento del conto. il momento tanto non atteso. Passiamo alla maglia allenamento 65. Primo colpo al cuore. Primo colpo al cuore. Ora, se quello era un colpo, mi viene un infarto perché questa costa 170. Perfetto, signori. Ok, bello. Altri cappelli, vai, continuiamo ragazzi. Vai, C'è vai. stato dentro il ragazzo maglia. Giubbino hai preso pure la felpa. Non ci siamo fatti mancare niente. Niente. Hai preso anche il maglione. Sì, di questo è stato proprio il Natale, primo troppo- pezzo. Ok, ci siamo. Riprendiamo, vediamo. 1000 tondi, vai, riprendi, ci sei. Mamma mia, vai giù. Tondi. Un bel regalino di è Natale. incredibile ma sto Napoli, no? Cioè questo Napoli, no? Come mi ha plagiato per... Ho plagiato, sì, perché altrimenti questo regalo di Natale non te lo saresti mai fatto. Esatto, Quindi lo amo sia- troppo. Sì, lo ami troppo, lo ami fin troppo. E grazie. Prendiamo la carta, tieni, e via insomma. Via. Addio, addio, amici, addio. Noi ci dobbiamo lasciare. Allora, aiù, acquisto fatto, soldi andati, adesso Ludovica ci metterà tutto nei bustoni e ci ammasuliamo a casa. Vai, imbustiamo. Ma quante buste servono per mettere tutta Secondo me questa? 2 3, allora questa è la prima. Servono un furgone. Vabbè, ce la faremo. Finito? Finito? Finito. Ah, mamma Carmela, guarda la Natale a te. buon Natale Napoli, Buon insomma. Natale Napoli e buon Natale a te. Grazie Giovanni, grazie per tutti gli acquisti, grazie per averci scelto. Grazie mille. Sei un grande. Grazie a voi. E auguri a tutti quanti di buon Natale. Buon Natale a tutti, grazie ragazzi. Ragazzi, allora, il nostro shopping è appena finito, è appena terminato. Mi ero promesso di non spendere troppo, però lo sapete, cioè, quando si tratta del Napoli, questo è. Io sono felicissimo, ringrazio i ragazzi di Napoli Store. A Porti ci sono, però in realtà hanno anche un altro store ad Ercolato, sono gentilissimi, quindi io vi consiglio comunque di venire. Vi lascio tutte le info nel caso in cui voleste venire in descrizione. E niente, guardi, 1000 euro se ne sono andati e quindi nulla. Addio. Grazie a te. Andiamo via. Buon Natale e forza Napoli. Sempre. E niente, voglio questo video finisce qui, spero vi sia piaciuto. Io ho voluto fare un qualcosa di diverso dal solito e regalarmi qualcosa di diverso dal solito. Ha già ingegnato un maglioncino, come potete vedere, tutto il resto lo conoscete, ma questo veramente l'ho amato sin dal primo momento che l'ho visto, infatti è stato il mio primo acquisto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti quali regali di Natale avete ricevuto, che vi leggo tutti quanti e vi rispondo. E nulla, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Buon Natale!